Il match in chiave salvezza del Fresina tra Sant'Agata e Licata, rispettivamente terzultima e penultima in classifica nel girone I di Serie D, finisce in parità e con il rammarico dei locali per una vittoria sfumata sui titoli di coda. La formazione di Ferraro non riesce quindi a bissare il successo di Agrigento, ma accorcia comunque a 5 le lunghezze di svantaggio dalla zona salvezza. Dopo l'equilibrio iniziale, la gara si accende al minuto 24 quando Catalano da sinistra, pennella e mezzo per la corrente Abate, che di testa mette alle spalle di Rossi il vantaggio sant'agatese. I locali avrebbero al 39esimo anche la chance per il raddoppio. Bova col sinistro però non centra la porta per centimetri. Il Licata è comunque vivo e nel finale di frazione Minguzzi dice di no al destro ravvicinato di Minacori, mentre il tentativo dal limite dell'area di Lucchese al minuto 42 esce non di molto. Nella ripresa il Sant'Agata prova a chiudere il match al 67esimo, solo il palo nega a Perez la gioia del gol. Pochi minuti dopo Licata in 10 uomini, espulso Pino per doppio giallo e con l'uomo in più la formazione di Ferraro spinge il piede sull'acceleratore, ma a salvare il Licata dalla capitolazione ci pensano Rossi e Mbaye, che fermano i tentativi di Pussetto e Perez. Il Sant'Agata insiste al 76esimo, la conclusione di Fricano su assistenza di Catalano non trova lo specchio della porta. Bersaglio che al minuto 85 riesce a centrare invece il Licata quando Minacori col destro supera Minguzzi, facendo così Sant'Agata 1 Licata 1 e gara che torna in perfetta parità. Equilibrio che il Sant'Agata potrebbe spezzare nuovamente nei minuti di recupero, ma la zuccata di Perez non sortisce l'effetto sperato. Il Sant'Agata sale in classifica a quota 22 punti e rimane in zona play-out, mentre il Licata si porta a 20, confermandosi in zona retrocessione.